Allora, qui siamo in Cavro, so invece di in casa di me con mio babbo che ci ha spiegato un po' la sua passione del legno e di lavorare di nuovo sul legno. Allora, quanto c'è appena? Chi si entra di va qui? Oh, qui sono contento di fare una mela. Contento di fare a passatempo, non la faccio mica e voilà, Qui siamo capiti, allora, qui è di buono a tua passione di sicuro, quanto lucine meriti così in paese che ti hai fatto tu, di poco che tu lavori un legno? Oh, quando lavoriamo un legno, mi sono ritirato non lavoro più, diciamo, ma ne ho fatto parecchi, ne ho fatto massa per l'associazione. Quando facevo una mela, a più fatto il tempo, era per una manifestazione come un peloton, come una kermesse, come un affare così, per una lotteria, non ho mica fatto talmente per... Era per aiutare, ma si può dire che in ogni caso di un paese di Cavro... In Cavro c'è qualche mera che ho fatto, ma giusto. E da dove viene questa passione così? L'hai sempre fatto da Pozzitelli? Bene, ho cominciato a 14 anni a lavorare un legno e dopo ho sempre lavorato un legno qua. E ero funzionario, ma ho sempre lavorato un legno, a tempo perso, mica per fare un commercio. Lavorando un legno ero presente di fare un pezzo di legno, soprattutto lavoravo un castagno, ma un legno, un castagno. Un legno che mi piace perché è un legno caldo, un legno nobile e voilà, tu. I mobili che li facciano lavare, hanno un aspetto di radio tradizionale? I mobili che li facciano lavare sono belli, sono ben fatti, sono ben finiti, sono ben, non mica dire che tra gli animali mica io, ma non è mica... Sono mica fatti Sono mobili buoni, sono mobili di giorni, sono mobili che i vascini domani sono gettati, se ne rifacendo un altro, non mica, tanti che Cioè dico una mera, in Castagno non ne famiglie ce n'è uno, all'epoca si ria per fare il pano e di un mobile di noi che si trasmette da generazione a generazione. Che si può trasmettere da generazione, perché oggi è diventato un mobile piuttosto di decorazione, perché il pane non ne abbiamo più, ma tu ma. O più sono i meri che tu faccio, se no si dipende, abbiamo fatto anche, tanto l'aiutare all'epoca, abbiamo fatto anche cucina, anche toli, anche garreghi, anche i banchi per ieri. No, ma sicuro. Si può fare tutto, Si può fare tutto, si può fare. Ma io non ero mica tutto fatto un mestiere, era tutto un lavoro fatto a tempo perso, perché che... A Tama sono radiche dell'arbore o di scopa? A Tama è radica da scopa. A scopa faccio una radica che diventa così, si chiama la sush. E dopo questa qui era ziata, era qui a installarla, puliscerla, perché c'erano i metri. Dopo una volta che era pulita, che era lavata tutta, era messa a bagno. Dopo era ziata per fare una buccia, che aveva la forma di un martello, e dopo partiva, stava la bollita, cotta. E dopo partì a Saint-Claude per rivoltare un commercio in forma di pipi, tanto 40 anni fa, 50 anni fa, la pipa era buona nel mondo intero, ma oggi non si negocia più fare. In Corsica c'è stato qualche maggiore, non resto qualcosa così, ma mi pare che non c'è più, non si negocia più.